tu lo sai e sai come funziona questo programma, e lo dico anche a Sergio. Se noi dobbiamo pensare che qui favoriamo un candidato e non un altro, in questo momento voi avete la possibilità di parlare per 2 ore e mezzo perché non è subentrata la par condicio. Nel momento in cui subentrerà la par condicio, dal 6 di aprile verranno chiamati gli altri candidati a sindaco. Allora, siccome io ritengo che è una battaglia tra un grande centrodestra e un grande centrosinistra, ho iniziato a fare questi dibattiti. Chiariamo un punto, è molto importante perché se no poi io dibattiti non ne faccio più. Chiariamo la trasparenza e la correttezza di questa trasmissione. Lo sanno tutti quanti. Non vorrei che qualcuno pensasse che io possa favorire più Sergio Abramo o più Salvatore Scalzo. Allora, riconosci in questa trasmissione, Salvatore, la grande trasparenza e il dibattito per come sta andando? No, va benissimo. Benissimo. Vi ho chiesto di... Altrimenti non ci sarei venuto. Perfetto. Vi ho chiesto di fare tra di voi il dibattito senza interruzioni, ve l'ho chiesto prima. Preferisco fare questo tipo di dibattito, parlare tra di voi, è vero? Sì, okay, io figurati, insomma, siamo... No, voglio dire, allora, se poi... Chiedilo anche a Sergio. No, Sergio, è così? Vi ho chiesto che preferisco... È sempre stato così. Perfetto. Allora, io preferisco che tra di voi riuscite a far capire alla gente a casa quali sono i problemi. Non vorrei disturbarvi quando si dialoga. Vabbè, comunque penso che anche compita la gente a casa poi di avere un'opinione. Se poi è più bravo, scusami, se poi è più bravo Salvatore Scalzo o Sergio Abramo, lo giudicherà a casa la gente e deciderà cosa votare, non certo Lino Polimeni. Chissà storia. Cioè, non giudico io e non valuto io chi è più bravo o meno bravo. Vabbè, così come è giusto che la gente a casa abbia una sua opinione. Perfetto, assolutamente, è articolo 21, è nata proprio per questo motivo. Pronto? Pronto? Prego, la domanda. Allora, io sono Valerio Donato e tengo subito a dichiarare che sono un elettore di Scalzo, quindi non mi nascondo, benissimo. Non mi nascondo, né dichiaro di avere preventivamente votato a destra, no, io ho votato a sinistra. Sinistra. Prego. Allora, io sono d'accordo con Sergio Abramo quando dice che bisogna valutare, diciamo così, l'amministrazione per le sue responsabilità precedenti e non quelle degli altri, per quanto è da dire che, se non vado errato, nell'estate dello scorso anno l'amministrazione comunale ha assunto 12 milioni di mutui, per i quali forse si è sforato il patto di stabilità, ma non mi innamoro di questi temi, quindi non voglio ragionare sull'amministrazione Traverso. Però certo, come Sergio sa, perché è questione, diciamo così, risalente nel tempo, che la sua programmazione della città è stata affidata, come è stato detto poc'anzi, ad un piano regolatore che volutamente lui ha consegnato ad un commissario, perché non aveva una maggioranza capace di dettare le regole di sviluppo del territorio. E lui stesso sa che la città è stata svuotata